Buongiorno, buongiorno carissime, buongiorno carissimi. Eccoci qua, ci ritroviamo per una nuova lezione di yoga. Spero che stiate tutti bene, siete tutti contenti di passare un po' di tempo con me. Bene, cominciamo cercando di portarci dentro di noi, dimenticarci di tutto quello che c'è intorno e ascoltiamo solo il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome senza premere, senza comprimere, semplicemente ascoltiamo il movimento del respiro, lasciandolo scorrere nel modo più spontaneo, più naturale possibile. Cerchiamo di percepire che c'è un sottile movimento nell'addome, l'addome che si dilata, che si restringe con leggerezza. Cerchiamo di entrare nel nostro respiro, diventare il nostro respiro. C'è solo il nostro respiro, nient'altro. E adesso invece prendiamo delle respirazioni più profonde. Inspirando, inarchiamo leggermente la schiena, portiamo indietro le braccia, apriamoci. Inspiriamo bene giù fino in fondo, mandiamo giù bene il diaframma e espirando ci chiudiamo le mani sull'addome, abbassiamo la testa e incurviamo un po' le spalle. Ancora, inspiriamo a pieni polmoni, inspiriamo vita, energia, luce, serenità. Espiriamo tutto quello che ci opprime, tutto quello che si oppone alla luce. Ancora, inspiriamo amore. Espiriamo tutto quello che non ci fa stare bene. Ancora una volta, inspiro, apriamo bene i polmoni, facciamo scendere il respiro giù fino in fondo, facciamo scendere la vita fino in fondo, riempiamoci di vita. E poi ancora fuori con una profonda, lunga, completa espirazione, liberiamoci di tutto quello che ci appesantisce. Ci risolleviamo, portiamo un braccio teso verso l'alto, allunghiamolo bene verso l'alto, apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani. Cerchiamo di lasciare completamente rilassato l'altro braccio. Su, ancora, ancora. I muscoli si affaticano un po', proviamo a resistere ancora e rilassiamo completamente, le braccia abbandonate e ascoltiamo il braccio che ha lavorato e l'altro braccio e cerchiamo di cogliere tutte le differenze, tutte le sfumature. Riscopriamo il piacere delle piccole cose, di sentire lo stiramento dei muscoli, lo spazio nelle articolazioni, sentiamo tutto quello che si muove nello spazio interno del braccio, le vibrazioni interne, la sensazione di calore che ha dato la nostra pratica, il nostro movimento. Poi sull'altro braccio lo allunghiamo bene, apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani, come se stessimo strizzando delle arance. E rilassiamo, abbandoniamo completamente le braccia, le spalle bene aperte, spazio nella schiena, spazio nel torace. Lasciamo riposare le braccia, ascoltiamole ancora per un attimo. Ascoltiamo tutto quello che scorre dalle spalle fino alle dita delle mani. Adesso intrecciamo le dita delle mani. Portiamo una mano verso l'alto, l'altra verso il basso e poi facciamo questo movimento deciso. Sblocchiamo un po' i polsi. Bene, rilassiamo, teniamo le dita delle mani intrecciate, poi su ancora le braccia, adesso in orizzontale.
e rilassiamo. Abbandoniamo le braccia, abbandoniamo le mani. Adesso apriamo bene le mani, proprio cerchiamo di separare bene tutte le dita delle mani. Poi le chiudiamo, stringiamo forte i pugni, il pollice è all'esterno e apriamo le dita una per volta. Pollice, indice, medio, cercando di separare bene le dita. Anulare e mignolo. Dita separate, mani bene aperte. Chiudiamo uno per volta, mignolo, anulare, medio, indice e pollice. Stringiamo, apriamo ancora una volta, pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Teniamo un attimo l'apertura e poi mignolo, anulare, medio, indice, pollice. Stringiamo, rilassiamo, abbandoniamo le braccia, le mani, ascoltiamole le nostre mani. Adesso ascoltiamo tutto quello che si muove all'interno delle mani. Mani completamente abbandonate, immobili, ferme, passive, però sentiamo come vibra la vita all'interno delle mani. E poi guardiamo le nostre mani, guardiamole. Non sono più mani giovani, neanche le mie. Sono mani su cui è passata la vita. E pensiamo quanto lavoro, possiamo anche rilassarle, ma continuiamo a guardarle. Pensiamo quanto lavoro hanno fatto per noi queste mani, quanto lavoro hanno fatto per noi, quanto lavoro hanno fatto per gli altri. Sentiamo questo legame con le nostre mani. Pensiamo a quante carezze hanno dato, quante carezze hanno ricevuto, quanti fiori hanno colto, quanto pane hanno spezzato, quanto lavoro hanno fatto le nostre mani nella nostra vita. E adesso lentamente le portiamo al viso e accarezziamo il nostro viso, passiamo le mani sul nostro viso. E anche questo non è più un viso giovane. Sul nostro viso è disegnata la storia della nostra vita. Un viso su cui è passata la vita e ha lasciato tutti i suoi disegni. E sono tutti bei disegni. Ogni ruga, ogni piega della nostra pelle è qualcosa che abbiamo vissuto. Su questo viso sono passati tutti i giorni difficili, tutti i giorni sereni, la gioia, il dolore. E sentiamo che amiamo questo nostro viso, vogliamo bene a questo nostro viso, che abbiamo attraversato tutta la vita con questo nostro viso. È il viso di quando eravamo bambini, su cui è passata la vita. Adesso abbandoniamo le braccia, rilassiamo, teniamo tutto il viso morbido, disteso, rilassato, tutta la pelle liscia e cerchiamo di sentire le sensazioni sottili sul viso, sulla pelle del viso, come se le nostre mani lo stessero accarezzando ancora. Una sensazione di leggerezza, di distensione. E adesso muoviamo piano la testa, la incliniamo verso una spalla, la riportiamo al centro e la facciamo scendere lentamente verso l'altra spalla, tutto con dolcezza. Inspirando dentro il respiro con la testa al centro,
fuori il respiro quando la testa si inclina verso la spalla. Ancora, inspiro al centro, espiro, la testa scende leggera. Ancora inspiro al centro, adesso sull'espirazione, fuori il respiro, fletto la testa in avanti. La riporto al centro, inspirando. La porto indietro, sento come si distende la gola. Cerchiamo di gustare ogni movimento, ogni sensazione, ogni respiro. Ancora la testa si flette in avanti. Sentiamo adesso come si distendono le cervicali. Ritorno con la testa al centro, indietro la testa, le spalle sono sempre lontano dalle orecchie, aperte e rilassate. E riporto la testa al centro. Rilassiamo, cerchiamo di tenere tutto il corpo disteso, sempre le spalle bene aperte. Sentiamo le sensazioni nel collo, nelle spalle, nella gola. Adesso intrecciamo ancora le dita delle mani, portiamo le mani dietro la nuca. Inspirando allarghiamo bene i gomiti, spingiamo bene indietro i gomiti, avviciniamo bene le scapole. Espirando ci ruotiamo la testa da un lato, la facciamo scendere, lasciamo cadere un po' le braccia sulla nuca, in modo che si allunghino bene le cervicali. Inspiro al centro, apro, allargo, espiro, ruoto sull'altro lato, lascio scendere la testa, lascio pesare un po' le braccia. Ancora, inspiro, al centro, allargo i gomiti il più possibile. Espiro, fuori il respiro, la testa scende, si abbandona. Giù bene le spalle, lontano dalle orecchie. Torno al centro, inspiro, allargo, espiro, ruoto e chiudo. Torniamo al centro, allarghiamo bene, teniamo un attimo questa posizione cercando di avvicinare il più possibile le scapole, allargare bene i gomiti. Lasciamo, portiamo le braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, adesso spingiamo le braccia in avanti, spingiamo in avanti anche le spalle, sempre tenendole lontane dalle orecchie, allunghiamo bene le braccia in avanti e rilassiamo. Abbandoniamo le braccia, le mani, adesso ascoltiamo ancora. Adesso le sensazioni possiamo sentire che si diffondono nel collo, nella nuca, nelle spalle, nella parte alta della schiena, nella parte dorsale. Se ascoltiamo con un'attenzione sensibile, possiamo sentire ancora il contatto delle mani sulla nuca. Adesso portiamo una spalla verso l'alto, la spingiamo bene verso l'alto, l'altra spalla rimane ferma, immobile e rilassata. La portiamo indietro, in basso, in avanti, ancora su verso l'alto. Cerchiamo di fare un bel movimento ampio con la spalla, poi giù la facciamo scendere. Adesso la portiamo indietro, facciamo il movimento nella direzione opposta, su verso l'orecchio, scende, si allontana quanto possibile dall'orecchio, poi indietro, risale, su e scende. Rilassiamo e ascoltiamo. Spalla destra, spalla sinistra. Sentiamo la differenza tra una spalla e l'altra. Ascoltiamo sempre, dobbiamo sempre ascoltare gli effetti nel nostro corpo, dei nostri movimenti, della nostra pratica. Adesso l'altra spalla, su, la portiamo verso l'orecchio, la spingiamo bene indietro, poi giù verso il basso, in avanti, su, la spingiamo verso l'orecchio,
indietro, la facciamo scendere, poi indietro, su verso l'alto, in avanti, giù bene, indietro, su e in avanti e rilassiamo e ascoltiamo ancora. Cerchiamo di essere sempre attenti a quello che stiamo facendo. Se mentre facciamo la nostra pratica, i nostri esercizi, la mente se ne va per i fatti suoi, il corpo è qui, la mente è da un'altra parte, l'energia si divide e tutto quello che facciamo è poco efficace e ci dà anche poco piacere, poca soddisfazione. Cerchiamo di essere veramente nel qui e ora. Cerchiamo di essere colmi di quello a cui ci stiamo dedicando. Bene, adesso portiamo un ginocchio verso l'alto, mani intrecciate sul ginocchio, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio più ampi possibili. Lentamente possiamo aprire un po' l'altra gamba, così abbiamo maggiore spazio per il movimento. Su, bene, cerchiamo di allargarlo bene all'esterno, portarlo all'interno, nell'altra direzione, in modo da mobilitare bene anche l'articolazione dell'anca. Bene, rilassiamo, avviciniamo le gambe, rilassiamo e ascoltiamo sempre. Cerchiamo di cogliere tutti i contrasti tra la gamba che ha lavorato e quella che deve ancora lavorare. Poi su l'altro ginocchio, apriamo un po' l'altra gamba e disegniamo i nostri cerchi, lentamente, cercando di fare tutto in modo morbido, rilassato, muoverci in un flusso senza irrigidire. Nell'altra direzione. Bene, rilassiamo. Avviciniamo le gambe, distendiamo. Adesso portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti, con leggerezza. Un braccio si allunga, poi mentre si ripiega si allunga l'altro braccio. Le braccia sono leggere, leggerissime, come per allontanare un po' tutti i pensieri, tutti i dispiaceri, tutte le pene della vita, ma senza respingerle, senza rifiutarle, solo creando un po' di spazio, prendendo un po' le distanze. Io non sono questa fatica, io non sono questa sofferenza, io non sono questo dispiacere. Posso allontanarmi un po' da tutto e rimanere serena. Leggere le braccia. Bene, rilassiamo, distendiamo. Adesso terminiamo la lezione prendendo ancora dei bei respiri. Inspirando, apriamo le braccia, inarchiamo un po' la schiena. Inspiro. Espiro, appoggio le mani sull'addome, incurvo le spalle, fletto la testa. Inspiro, inspiriamo ancora leggerezza, inspiriamo serenità.
espiro, inspiro, espiro. Ancora una volta e sempre inspiriamo luce. Immaginiamo di ispirare tutta la luce del sole. Buttiamo fuori tutto il fumo scuro che può esserci dentro di noi e rilassiamo. E adesso diciamo mentalmente e con il cuore un grande grazie. Grazie alla vita. Grazie per tutto quello che abbiamo vissuto. Grazie alle nostre mani. Grazie al nostro viso. Grazie a tutti i giorni felici, a tutti i giorni difficili. Grazie anche per la vita che stiamo vivendo adesso, perché è colma di tutto quello che abbiamo vissuto negli anni che adesso sono alle nostre spalle. E affermiamo mentalmente: sono sereno. Riempiamo la mente con questa affermazione. Noi diventiamo il contenuto della nostra mente. Siedo sereno e diventiamo la serenità, la quiete, la pace. Grazie. Vi abbraccio tutti e ci troveremo presto ancora.